Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Solidarietà concreta per chi soffre. A Carini, vicino a Palermo, la fabbrica Dolce Carollo offre un posto di lavoro a 8 donne vittime di violenza domestica. Secondo un sondaggio, un uomo su 4 non considera il femminicidio un problema importante. Ergastolo per Pietro Monreale, confermato in appello a Palermo il massimo della pena per il fidanzato di Roberta Siracusa, allora 17enne. Fu lui a ucciderla nel 2021, bruciandola viva perché voleva lasciarlo per poi occultarne il cadavere. Senza casa occupano la cattedrale di Palermo, no agli sfratti e agli sgomberi, dicono. Chiedono anche un incontro con il sindaco La Galla. Sconcerto a Siracusa, 2 sacerdoti indagati per abusi sessuali. C'è un'inchiesta per la procura. Non dobbiamo temere la verità, dice l'arcidiocesi. Don Di Noto al TG Sicilia, incoraggiamo a denunciare. Movide violente, a Catania i servizi interforze tornano a garantire la sicurezza nel centro storico. A Palermo 2 agenti aggrediti da balordi finiscono in ospedale. Effetto Sinner, folla ad assistere al torneo internazionale di tennis in corso a San Gregorio. Già in crescita le iscrizioni alle lezioni per gli aspiranti campioncini. E poi il calcio, Catania concreto vince 1-0 a Giuliano e continua il suo percorso di crescita centrando il secondo successo in 2 partite con Lucarelli in panchina. A Palermo la fabbrica Dolce Carollo offre un posto di lavoro a 8 donne vittime di violenza. Un grande gesto di solidarietà concreta da parte di un'azienda molto conosciuta e che ha sede a Carini. Marco Gullà. È sempre 25 novembre, uno slogan che ha sicuramente preso alla lettera questo imprenditore palermitano. Si chiama Massimo Carollo, titolare di una nota fabbrica di dolci assieme ai figli che ha sede a Carini. Ebbene, la sua idea è stata quella di assumere 8 donne vittime di violenza domestica, un grande gesto in un momento storico per il nostro paese. Ho dato la mia disponibilità subito per tanti motivi, perché la sicilianità in questo momento sta avendo un momento di boom turistico, un momento di boom alberghiero naturalmente e un momento di boom dallo street food. Noi, essendo produttori di pasticceria siciliana e di dolci siciliani, ma soprattutto anche di food come i calzoni, come tantissime altre specie, abbiamo avuto un incremento della richiesta, incremento che si sta trasformando in assunzioni di posti di lavoro, e allora questa cosa mi ha fatto subito riflettere, perché aiutare chi sta male e non avere il solito curriculum che gira politicamente è una cosa importantissima. Assunzioni che verranno ratificate nel giro di qualche giorno. Ci stanno mandando in questo momento i casi più adattabili al nostro tipo di lavorazione le associazioni seguite dall'assessore Pennino, e speriamo di fare il regalo il più presto possibile. Addirittura io penso di assumerli con il 1° di dicembre. Un vero regalo di Natale per queste donne maltrattate dai partner. Intanto, secondo un sondaggio a scala nazionale, l'81% delle donne interpreta il femminicidio come una vera emergenza, ma il dato che preoccupa è il 27%, o meglio un uomo su 4, che reputa il femminicidio una tematica semplicemente enfatizzata. L'ha uccisa bruciandola perché voleva lasciarlo. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo conferma l'ergastolo per Pietro Monreale per aver ucciso e occultato il cadavere della fidanzata 17enne Roberta Siracusa. Roberta Lunghi. Si è mostrato impassibile di fronte alla lettura della sentenza, che lo ha nuovamente condannato all'ergastolo per omicidio aggravato e occultamento di cadavere, confermando la decisione in primo grado. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha inflitto infatti la massima pena per Pietro Monreale, allora 19enne, accusato di aver ucciso e dato fuoco a Caccamo, nel Palermitano, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021, Roberta Siracusa, la sua fidanzata che aveva solo 17 anni. Respinte così tutte le
tesi della difesa dell'imputato, che sino all'ultimo ha sostenuto non vi fosse alcuna prova contro il suo cliente. Monreale si è sempre proclamato innocente, sostenendo che Roberta si fosse data fuoco da sola dopo un litigio. Con il verdetto è stato confermato anche il diritto al risarcimento, oltre a provvisionali per circa 800.000 euro per i parenti della vittima, che si sono costituiti parte civile nel processo con il Comune di Caccamo e alcune associazioni contro la violenza sulle donne. La notte del femminicidio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Pietro Monreale avrebbe prima picchiato la fidanzata, che aveva deciso di lasciarlo per darle poi fuoco nei pressi del campo sportivo e caricare il corpo sull'auto, lasciando il cadavere in un dirupo non distante dalla casa della vittima. In aula, al momento del verdetto, erano presenti i genitori e il fratello di Roberta, i genitori e alcuni amici di Pietro. Prima che la corte si ritirasse in Camera di Consiglio, il sostituto procuratore generale, Maria Teresa Maligno, ha chiesto all'imputato se avesse qualcosa da dire. Il giovane ha risposto di no. Un'installazione a riposto voluta dal sindaco contro la violenza sulle donne ha scatenato polemiche, soprattutto da parte dell'opposizione in Consiglio Comunale, ma i cittadini sembrano non essersi accorti di nulla. Simona Mazzone. Ha riposto l'installazione della discordia. Il sindaco, durante la settimana contro la violenza sulle donne, ha fatto realizzare una sagoma in terra davanti il municipio a ricordare le vittime di femminicidio a cui la località non si è purtroppo sottratta, se ricordiamo il duplice omicidio commesso lo scorso febbraio, dove vennero uccise 2 donne dalla stessa mano criminale. L'idea, spiega il primo cittadino, è del cerimoniere, la cui madre è stata vittima di violenza quando portava proprio lui in grembo. L'amministrazione ha chiesto ai cittadini di portare un oggetto rosso come simbolo. Qualche ripostese, probabilmente senza malizia, ha depositato un guanto da cucina e un reggiseno di pizzo, tra le altre cose, scatenando l'ira di molti sui social. Dopo la polemica scoppiata sui social di quegli oggetti definiti di dubbio gusto depositati vicino alla sagoma a riposto, è rimasto ben poco. Si doveva scegliere altro, dicono le consigliere di opposizione, per rappresentare un no alla violenza. L'installazione che è stata fatta sotto i portici del comune evoca una scena di un crimine, che è proprio quello che si vuole evitare con la celebrazione del 25 novembre. Lei che installazione avrebbe fatto? Noi non ci vogliamo distaccare per essere originali da quelli che sono i simboli riconosciuti da tutti in tutto il mondo, cioè dalle scarpette rosse. Per il sindaco si tratta solo di strumentalizzazione politica. Si è voluta proprio inscenare una scena del crimine dove ogni cittadino poteva portare qualsiasi tipo di oggetto rosso. A tutto invece il clamore mediatico nasce dal fatto che la nostra opposizione, non riuscendo a portare temi politici sul quale attaccarci, poi alla fine ci attacca su queste cose. Il resto della cittadinanza attraversa senza nemmeno accorgersi dell'installazione. Lascia qui il tuo oggetto rosso, non l'avevo neanche visto. La sagoma contro la violenza sulle donne l'ha vista sotto il Palazzo di Città? No, non ce ne eravamo accorti, anche perché non è tanto messa in bella vista. Ecco, se fosse stata in pezza l'avremmo vista meglio. Sull'iniziativa si dicono rammaricate e rattristate le donne del coordinamento Ionico Etneo, che hanno inviato al sindaco una lettera aperta. Catania, malgrado fosse stato ammonito e allontanato dall'abitazione dell'ex compagna su disposizione del questore, un 35enne è andato a casa della donna e ha suonato insistentemente al citofono. L'ex ha chiamato la polizia, che ha arrestato l'uomo per atti persecutori. E cambiamo argomento. 30 persone senza casa hanno occupato oggi pomeriggio la cattedrale di Palermo. No agli sfratti e agli sgomberi, dicono. Chiedono anche un incontro con il sindaco La Galla. Marco Gullà. Chiedono lo stop agli sfratti e agli sgomberi e un incontro urgente con il sindaco di Palermo, Roberto La Galla. 30 persone senza casa oggi pomeriggio hanno occupato la cattedrale di Palermo, sedendosi sulle scale dell'altare per sensibilizzare l'amministrazione comunale sulla situazione di disagio vissuta. Come simbolo di protesta abbiamo scelto la cattedrale perché penso che fa più rumore di tutti. È il simbolo di Palermo, quindi ci siamo messi qua per dare un po' di movimento totale. Lui è Angelo e ci racconta come sta vivendo questa situazione di estremo disagio. Noi la viviamo veramente molto brutta, specialmente io che ho una moglie in gravidanza. Diciamo che non è bella la situazione. Già da settembre ad oggi la situazione non è più la stessa.
Ogni minimo rumore, magari io personalmente che vado pure a letto tardi, subito vado alla finestra fuori per capire chi c'è e chi non c'è, quindi la situazione non è per niente gradevole. È stata attivata un anno fa, è stata la proposta per la modifica di un regolamento per l'acquisizione dei beni confiscati dall'agenzia, che possano così poi essere sanate tante occupazioni di questa città, a partire dalle mobilitazioni che sono state fatte un anno fa dalle famiglie in via Riccardo Valentini. Il problema è che il sindaco ad oggi è fermo ancora lì, questa proposta di modifica del regolamento non è ancora arrivata, tante parole sono state dette, ma nei fatti ancora siamo ferme e fermi a quella situazione lì. I senza casa continueranno a manifestare anche nei prossimi giorni. La casa è un diritto, dicono, perché non possiamo averla pure noi? Quasi 500 migranti sono sbarcati a Lampedusa provenienti dalla Libia. Sono stati soccorsi e fatti approdare dalle nostre motovedette nelle ultime ore e sono cominciati i trasferimenti nell'hotspot di Porto Empedocle. 2 sacerdoti indagati per abusi sessuali. La procura di Siracusa avrebbe aperto un'inchiesta sul nuovo caso. Non dobbiamo temere la verità, scrive in una nota l'arcidiocesi. Don Di Noto invita a denunciare. Lorena Dolci. Sono notizie con il contagocce. 2 sacerdoti siracusani indagati per presunti abusi sessuali. Una vicenda arrivata direttamente negli uffici della procura che ha già interrogato decine di persone. Un'indagine allo stato embrionale di cui la Curia di Siracusa dichiara di non essere a conoscenza. Non dobbiamo temere di proclamare la verità, anche se a volte scomoda, ma piuttosto di farlo senza carità, senza cuore, scrive in una nota oggi l'arcidiocesi, citando le parole di Papa Francesco, mettendo in guardia però contro l'informazione scandalistica. Un altro caso che potrebbe allungare il numero dei preti pedofili. Qualche anno fa la denuncia di un giovane di Francofonte, oggi maggiorenne, che aveva raccontato di avere subito violenze da un sacerdote dall'età di 9 anni fino ai 18. L'udienza preliminare per l'ex cappellano militare è fissata per il prossimo 16 gennaio. In carcere a 83 anni è finito l'ex arciprete di Augusta, condannato per abusi sessuali ad oltre 5 anni. Scandali che purtroppo si ripetono in tutta Italia. Secondo un censimento indipendente, negli ultimi 15 anni sono 164 i preti pedofili condannati, altri 166 sono denunciati, 88 i casi solo segnalati dalle vittime, per un totale di 418 preti coinvolti, oltre 29.000 le potenziali vittime. Per prevenire gli abusi sono stati istituiti presso ogni diocesi gli sportelli per la tutela dei minori. A coordinarli Don Di Noto. Non è un servizio di un posto di polizia, è un posto dove è possibile a livello pastorale di prendersi cura delle persone che sono ferite da parte di alcune persone che non dovrebbero fare questi gesti, anzi sempre e comunque una condanna netta per quanto riguarda chi compie abusi sessuali sui minori. È bene ribadirlo perché non c'è assolutamente nessuna giustificazione. Stiamo attenti a non cadere nelle trappole emotive, ma sicuramente una denuncia aiuta a capire meglio cos'è accaduto. La sfida più importante per la Chiesa del nostro tempo, ma il cammino è ancora lungo. Non c'è nessuna associazione anti-racket a Caltanissetta ed è necessario crearla subito. Il sindaco Roberto Gambino lancia il monito perché in città si faccia rete contro Cosa Nostra che erode il tessuto imprenditoriale. Dopo la prima denuncia e l'operazione dei carabinieri dei giorni scorsi, il primo cittadino invita a rivolgersi alle forze dell'ordine. Chi non lo fa è connivente. Roberta Lunghi. Era sotterranea questa situazione dell'estorsione, adesso è uscito fuori grazie a un'impresa che ha denunciato. Però a Caltanissetta non ci sono associazioni anti-racket. La denuncia è forte e chiara e arriva da Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta. Non c'è nessun appiglio in città per gli imprenditori vessati dalle estorsioni, dopo che il c'è ma non si dice non può più valere, perché il vaso di Pandora è stato scoperchiato dopo la denuncia di un imprenditore e l'operazione dei carabinieri che ha messo in luce un sistema collaudato di estorsioni, una nuova frontiera del pizzo pagato anche con bonifici bancari. Le vittime che hanno già pagato e che quindi si trovano in queste condizioni, probabilmente già gli inquirenti conoscono i loro nomi, quindi io ho invitato loro a recarsi presso le forze dell'ordine e collaborare immediatamente, perché sennò sono conniventi con questo sistema.
Il tessuto imprenditoriale di una città nota per essere numero 106 nella classifica della qualità della vita, ma che cerca di risollevarsi, è macchiato da una mafia sotterranea che colpisce e che deve essere stanata. E io ho lanciato anche un appello al fine di andarla a costituire l'associazione antiracket o andarsi ad associare ad altre associazioni su scala regionale, perché una volta che il problema è uscito fuori le imprese vanno tutelate. C'è un'imprenditoria anche diffusa che sta lavorando e che si trova vessata da questo cancro. Il segnale positivo c'è dopo la denuncia di un imprenditore, 75.000 euro versati in 15 mesi, che ha portato agli arresti di 2 persone. Noi come comune di Caltanissetta siamo costituiti parte civile nel processo montante e già in Corte d'Appello ci hanno riconosciuto una provvisionale. Voglio vincolare questa provvisionale che incasserà il comune di Caltanissetta dal signor Montante per finanziare questa fondazione antiracket. La politica, Raffaele Stancanelli, eurodeputato uscente di Fratelli d'Italia, non si ricandiderà alle prossime elezioni europee. Una scelta in polemica con il suo partito. Luca Ciliberti. Mancano ancora 6 mesi alle elezioni europee e i partiti provano a ragionare sulle alleanze e su eventuali ipotesi di candidature. Nel centrodestra l'alleanza strategica Lega Movimento per l'Autonomia rafforza il partito di Salvini, mentre Forza Italia, fresca di congresso regionale, dice no a una eventuale lista con la nuova DC di Cuffaro. Chi non ha problemi di peso specifico, stando agli ultimi sondaggi, è Fratelli d'Italia. Nel partito della Meloni sono 2 gli uscenti: Giuseppe Milazzo, certo di una sua ricandidatura, e Raffaele Stancanelli. Proprio l'ex senatore ed ex sindaco di Catania, nel corso del congresso provinciale del partito, ha annunciato di voler fare un passo indietro, scegliendo di non ricandidarsi alle europee 2024. Ma siccome non ho trovato nessuna risposta alla mia richiesta se si riteneva utile o meno la mia presenza, ho ritenuto opportuno togliere io l'imbarazzo di chi non sapeva cosa dirmi, e quindi per la mia storia è inutile che aspettavo dietro la porta per sapere se è candidato o non sei candidato. Tolgo io l'imbarazzo e ho deciso di comunicarlo. Seppur in polemica con i vertici di Fratelli d'Italia, Stancanelli però respinge le maliziose ipotesi di abbandono del partito. Ma io forse ho messo in dubbio qualcuno che non è stato mai di destra e oggi si trova in questa avventura, visto che il partito è al 30%, quindi chi non mi conosce può dire queste cose, ma chi mi conosce anche dagli avversari politici sa che io sono un uomo di destra, non ho nulla da rinnegare. Con l'uscita di scena di Raffaele Stancanelli salgono le quotazioni di Ruggero Razza e Basilio Catanoso, che non hanno mai fatto mistero di voler correre per uno scranno europeo, o ancora come outsider quelle di Alberto Cardillo, riconfermato segretario provinciale del partito a Catania, e del sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso. Movida a confronto, a Catania sembrano funzionare i servizi interforze per garantire sicurezza nel centro storico, mentre a Palermo 2 agenti vengono aggrediti da balordi e finiscono in ospedale. Tonino De Mana. L'offensiva è lanciata, l'obiettivo è riportare ordine e sicurezza sui luoghi della movida a Catania, come a Palermo. Nel capoluogo etneo la mano pesante disposta dopo una serie di incontri del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sembra stia dando i primi frutti, con multe a raffica per una serie di violazioni nel centro storico, dalla sosta vietata alla guida senza casco o patente, passando ai controlli alle piazze di spaccio o alle occupazioni di suolo pubblico. In prima linea polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani, intervenuti in modo massiccio anche nel perimetro del Castello Orsino, che in passato è stato teatro di scorribande di giovinastri scooter. Lo abbiamo più volte documentato nei nostri servizi, cui si riferiscono le immagini. Schiamazzi, impennate ed acrobazie varie che non potevano essere più tollerate e che in effetti, su disposizione del questore Bellassai, sono state contrastate dalle forze dell'ordine, anche se occorre non abbassare la guardia. La costante presenza di uomini e mezzi e quindi un maggiore presidio hanno evitato intrusioni dai varchi secondari nella zona di piazza Teatro Massimo, dove è stata scongiurata anche una rissa. Complessivamente sono state controllate 137 persone, 38 le sanzioni per violazioni al codice della strada. Se la movida è stata tenuta a bada, un episodio inquietante riguarda ancora una volta la MTS. Dopo le aggressioni agli autisti, questa volta è stato preso di mira un bus, il Librino Express, in transito sul viale Moncada. Sull'episodio vige il massimo riservo. Sembra che il mezzo sia stato raggiunto da un proiettile vagante o sia stato oggetto del lancio di una o più pietre.
battere. 2 i vetri andati in frantumi in contemporanea per una vicenda che presenta ancora molti lati oscuri e su cui i vertici della MTS hanno imposto il silenzio. Da Catania a Palermo, dove la movida è stata più movimentata, con 2 agenti finiti in ospedale per un'aggressione in via dei Chiavettieri, calci, pugni ed anche una bottiglia in faccia per uno degli operatori che sono stati costretti a chiedere rinforzi. Solo a quel punto il gruppetto di balordi è riuscito a scappare. I 2 poliziotti sono stati portati in ospedale. La prognosi è di 10 e 6 giorni. Arrivata da Ustica ad agosto con la presenza di un amo nell'esofago e di una lenza nell'intestino. Dopo le cure nel centro dell'Istituto Zooprofilattico Siciliano, stamattina la tartaruga Ugo ha riabbracciato il mare. La caretta, un maschio adulto di 70 cm di lunghezza di carapace, dopo l'operazione per la rimozione dei corpi estranei, ha continuato a galleggiare, eliminando la plastica per quasi 1 mese e mezzo. Dopo gli ultimi accertamenti diagnostici, viste le buone condizioni, la tartaruga è stata reimmessa nel suo habitat naturale. La liberazione è avvenuta nella costa sud di Palermo, nella spiaggia di Romagnolo, sotto gli occhi sorpresi e felici degli studenti di 2 istituti comprensivi del capoluogo. L'Italia del tennis trionfa in Coppa Davis dopo 47 anni e l'effetto Sinner si fa sentire anche nei circoli siciliani. Boom di iscritti tra giovani e adulti e il tennis internazionale riparte da Catania, legata storicamente alla passione per la racchetta. Eva Spampinato. Gli azzurri del tennis trionfano e riportano la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni, grazie ad uno straordinario Jannik Sinner, capace di battere 2 volte in 10 giorni il numero 1 del mondo, Djokovic, e dominare il match decisivo contro l'Australia. L'effetto Sinner è dirompente e si vede sui campi di casa nostra. E sugli spalti si inizia a vedere anche dei costumi interessanti, come i Carota Boys, sono vestiti interamente di arancione a forma di carota. Richiamano il colore dei capelli di Sinner perché Sinner durante i cambi di campo ogni tanto mangiava le carote e non più la banana. Tutti pazzi per Sinner e tutti pazzi per la racchetta. Come numero di tesserati in Italia il tennis è secondo solo al calcio, anche nel mondo femminile. Io penso che però anche a livello femminile questo darà un riscontro veramente importante e concreto e si sentirà questo sui campi in termini di chiaramente incrementi di iscrizioni che già stiamo vedendo anche sul settore femminile. E Catania vanta una gloriosa storia legata al tennis, come ci racconta Fabio Scionti. Sui campi della Playa si giocarono tanti tornei importanti con tanti personaggi importanti, da Rod Laver a John Newcomb a Jack Kramer, giocatori che veramente hanno fatto la storia del tennis. Proprio in questi giorni il Circolo Monte Catira ospita il torneo ITF maschile. Catania dunque torna capitale siciliana del tennis internazionale dopo 23 anni. Ci sono 32 tabelloni principali e 32 i qualificanti. Ci sono anche partecipazioni estere. Sicuramente è molto bello riuscire a giocare in casa una volta ogni tanto. Abbiamo anche un altro ragazzo che è come Salvatore Caruso, che appunto è ancora più vicino qua, essendo di Siracusa. Una sferzata di vitalità per tutti i circoli tennistici e una grande euforia per tutto il movimento. Una pausa, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Continua a deludere il Palermo che ieri a Terni contro l'ultima in classifica non è andato oltre il pareggio. Corini resta sulla panchina rosanero. Marco Gullà. Un pareggio che ha il retrogusto quasi di una sconfitta, sì, perché il Palermo non è riuscita a vincere sul campo dell'ultima in classifica, la Ternana, che a sua volta ha giocato gli ultimi 20 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Corrado. Il Palermo non sa più vincere, 1-1 a liberati, un pari che rallenta la corsa dei rosanero scivolati al 4° posto, ma quel che preoccupa in questo momento è soprattutto la mancanza di gioco. Il gol di Lucioni aveva illuso, ma il Palermo, anziché chiudere il match, ha arretrato il baricentro fino a subire il gol del pareggio nella ripresa a firma di Casasola. I tifosi continuano a inveire contro l'allenatore Eugenio Corini per la piazza principale responsabile del momento no dei siciliani, ma il tecnico insiste invece sulla direzione opposta e in sala stampa accetta il risultato. La squadra ci ha provato, abbiamo creato la superiorità numerica con l'espulsione di Corrado, abbiamo
trovato un paio di risultati importanti, con Matteo uscita di poco, purtroppo si è riusciti a vincere, manca qualcosa in questo momento, dobbiamo perseverare, lavorare e dare risposte in campo a pensare a partire appunto dalla partita di venerdì col Catanzaro. Centrocampo senza idee, Brunori continua a non segnare, gli esterni sono evanescenti. La società rosanero conferma Corini sulla panchina, prossima sfida venerdì al Barbera contro il Catanzaro. Corini spera nel recupero di Di Francesco e Insigne. Un Catania concreto vince 1-0 a Giuliano e continua il suo percorso di crescita centrando il secondo successo in 2 partite con Lucarelli in panchina. Marco Carli. Un altro segnale, un Catania senza Fronzoli centra la seconda vittoria consecutiva in campionato, non era mai successo finora, ce l'ha fatta Lucarelli. Ecco appunto l'altro segnale, quello che il tecnico aveva saputo cavalcare dopo la vittoria con la Turris. Il vento che cambia, a Giuliano ha preso il nome di Samuel Di Carmine che ad ogni intervista ricorda di vivere per il gol e che in Campania l'ha dimostrato ancora avventandosi sul pallone a 10 minuti dalla fine, per lui è la 6ª rete nel torneo. Siamo contenti perché è una vittoria fondamentale per continuare la nostra risalita dopo una settimana importante, perché già la prima vittoria era, diciamo, ossigeno per noi. Questo è un altro passo avanti per i nostri obiettivi. Sono felice del gol perché, come sapete, per me è tutto e risbloccarmi dopo l'infortunio è stato fondamentale. Il gol del numero 10 non rende spettacolare la prova del Catania, non cancella d'un colpo le pecche che ancora ci sono. A Giuliano, ad esempio, manca qualcosa proprio davanti a centrocampo, nella qualità dei passaggi, nel fraseggio, ma arriva altro. Ancora gol sugli sviluppi di un piazzato, per esempio, oppure la solidità difensiva e di carattere. Alla fine comunque, con Di Carmine nel primo tempo dopo una rimessa di Bois e con De Luca e soprattutto Dubickas nel finale, è il Catania a costruire le occasioni migliori contro una squadra che nelle ultime partite aveva fatto benissimo. I segnali che arrivano anche oggi sono dei bei segnali. Mi aspettavo qualcosa di più in fase offensiva, di avere un po' più di palleggio noi, però loro non ce l'hanno permesso, però ripeto, quello che ora è molto visivo, è visibile che la squadra non molla mai. A furia di segnali incoraggianti si può costruire qualcosa che intanto può chiamarsi continuità. La corsa è partita ed è tornato ad essere interessante scoprire dove potrà portare. Il Messina ha chiuso il mese di novembre senza punti, quinta sconfitta consecutiva contro la Juve Stabia, ma la società contestata dai tifosi difende l'operato del tecnico Modica. Sergio Colosi. Giacomo Modica sulla strada di Gaetano Auteri. La crisi del Messina, inchiodato ad 11 punti anche quest'anno come nel precedente, sembra senza fine. Salvezza lontana, incubo play-out e pericolo ultimo posto in un novembre disastroso. 5 sconfitte di fila e nessun gol, appena 2 punti negli ultimi 8 incontri. Sciotto, contestato dai tifosi, nega rinforzi dal mercato degli svincolati. Tiene Modica, magari nell'attesa delle sue improbabili dimissioni, e sfida il destino per un'altra impresa. L'unico a parlare nel Messina dopo il KO contro la Juve Stabia è stato il direttore sportivo Domenico Roma, altro esordiente in terza serie. Purtroppo il periodo ci dice che ci castigano ad ogni situazione e arriviamo per l'ennesima volta con le ossa rotte. Quindi c'è poco da fare, c'è da chiedere scusa al presidente, c'è da chiedere scusa ai tifosi per questo periodo, però non mi sento di, almeno per la prestazione di oggi e anche di Foggia, di condannare i ragazzi, perché anche a Foggia abbiamo preso 2 gol su palla inattiva, quindi ribadisco il concetto. Noi sicuramente un confronto con il Presidente, con la proprietà, perché è giusto che sia così, però l'unica strada che io conosco è il lavoro. Sabato prossimo Messina è impegnato nello scontro salvezza a Teramo contro il Monterosi per evitare l'ultimo posto. E per questa edizione del TG Sicilia ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.